Ciao Giuseppe. Ciao, io mi chiamo Alfieri Giuseppe, sono di Mazara del Vallo, ho lavorato 35 anni in Germania, a settembre vado in pensione con una buona paghetta e vorrei incontrare una donna per poter rimanere per tutta la vita, se sarebbe possibile. Aspetta. Perfetto. Il signor Alfieri Giuseppe qui ha dato un'anteprima della sua presentazione. Ora naturalmente passeremo con le domande principali. Allora Giuseppe, quanto tempo è che sei single? Sono da circa 3 anni che sono single. L'ultima tua storia d'amore quanto è durata? Quando è durata? È durata 8 anni. 8 anni. Dopo il matrimonio si è rotto tutto. Esatto. Era 3 anni praticamente che sei senza una donna. Sono da 3 anni che sono single. Abiti da solo? Abito da solo. A Mazara del Vallo? A Mazara del Vallo. I miei figli sono per la loro strada e cerco una donna che venga a vivere a Mazara del Vallo perché con me, perché io ho vissuto 35 anni in Germania e la mia bella città non la voglio lasciare. Mazara è bellissima, dai. A me mi piace, Mazara del Vallo a me mi piace e vorrei che la donna che mi telefoni, che ha voglia di rifarsi una vita con me, faccia qui a Mazara del Vallo. Lo faccia qui a Mazara del Vallo. Va bene. Allora Giuseppe, parlaci un po' di te, che tipo sei? Io sono un tipo molto ma molto allegro, mi piace scherzare, mi piace fare festicciole con gli amici, mi piace ballare, mi piace, insomma, mi piace tutto della vita, la vita è bella. Ti piace goderti la vita? Mi piace godermi la vita. Naturalmente con la tua anima gemella. Esattamente, lei viene al primo posto. Esatto. E dopo vengo io, prima lei e dopo io, perché nella vita la donna è come un fiore, più la annaffi e più ti sboccia e prende colore. E prende colore. Certo. Ma se tu la donna la tratti male, stai tranquillo che non ti guarderà mai in faccia. Certo. E io cerco qualcosa di bello, non voglio una donna grossa. Esatto. Cioè questo lo dobbiamo mettere in prima linea. Non deve essere grosso. Non deve essere grossa. Anche perché non è facilmente trasportabile, per cui è logico. No, se poi si mette di sopra mi ammazza. Certo. E quindi meglio evitare. Meglio evitare. Va bene. Allora, le sue caratteristiche, cioè le caratteristiche di quest'anima gemella, di questa donna, non deve essere grossa innanzitutto. Poi, un'altra cosa. Non so, preferenza di capelli, colore di capelli, li deve avere lunghi, corti, non so. Se ce li ha lunghi è meglio. È meglio. Che ti piacciono le donne con i capelli lunghi? E se è mora è meglio ancora. Perfetto. Labbra carnose, normali, come le vuoi? Ma non è importante, è interessante che mi piaccia. Esatto. È interessante che mi piaccia. Potrebbe sia avere le labbra carnose che anche secche, tu te le prendi lo stesso, l'importante è insomma che ti toccano. Mi deve piacere, mi deve attirare. All'istante. Se mi attira la donna e allora per me va tutto bene. Esatto. L'età deve essere da 45 anni ai 55 anni. Quindi dai 45 ai 55. Ai 55 anni. Non ha importanza di dove è, perché può essere di tutta la provincia o anche della Sicilia, perché a Giuseppe non importa. Importa solo che a lui gli faccia praticamente un'impressione, giusto? Sì, esattamente. E a me non mi interessa di dove, mi interessa soltanto che lei venga a vivere a Mazara, non deve lavorare, esatto, deve stare dentro. Si deve occupare di te. Si deve occupare di me come io mi occupo di lei, certo, perché questa è una cosa bella. E non voglio stranieri. Quindi abbiamo già un'altra cosa da puntualizzare: stranieri, niente. Non ne voglio, già ne ho visto. Hai avuto abbastanza. Qualche brutta esperienza in passato? No, brutte esperienze no, però sono sposate là e poi qua vogliono fare. Non so per me le straniere. Se io devo vivere con un'italiana che capisco la stessa lingua, se abbiamo un battibecco lo possiamo discutere nella stessa lingua, e se dobbiamo stare uniti e stretti siamo lavorato in campagna, anche perché non è molto che sto qua in Italia, ma purtroppo ho aspettato
la pensione che me la daranno a settembre e quindi per vivere ho lavorato in campagna. Sì, ma dico che ti permetta di vivere, perché È normale, senza soldi non si fa niente. esatto, si dico, deve la tua vivere. anima gemella, la donna che incontrerai, la puoi mantenere, sì. E la posso Certo. mantenere abbastanza, specialmente a settembre le posso fare una vita veramente tranquilla perché avrò una bella pensione. Quindi prossimamente sarai benestante. Benestante, Anche perché mi esatto. dicevi poco fa che qualche proprietà ce l'hai. Sì, ho una casa nella provincia di Catania che è in vendita, ma per adesso le cose come vanno, siccome c'è crisi, non l'ho potuto ancora vendere. Esatto. E quindi devo aspettare fino a quando si sbloccherà. Quindi teoricamente avrai un futuro insieme alla tua anima gemella prosperoso. Io penso di sì, avrò un futuro prosperoso e se trovo l'anima gemella le voglio dare tanto amore e deve essere una donna che non ha paura a innamorarsi, Certo. perché l'amore è la cosa più bella che esiste al mondo. Si dice sempre l'amore è una cosa meravigliosa, giusto? L'amore è una cosa meravigliosa. Mettiamo il caso che qualche telespettatrice che in questo momento ti sta guardando ti chiami, vi vedete, esatto, vi incontrate, per suscitare il tuo interesse, per catturarti ed affascinarti, cosa dovrebbe avere questa donna? Il fascino, lo sguardo dolce, un bel corpo, una donna che si curi, che abbia Fisicamente. che abbia cura fisicamente del suo corpo, Certo. non una trascurata, insomma una donna che sia sicura. all'altezza, che sia pure un pochettino Esatto. di cultura, che abbia un pochettino di cultura, si può parlare di tante cose, di Esatto. politica, Cioè praticamente di calcio. la tua anima gemella, la donna che in questo momento, ripeto, ci sta guardando, prima di amare te dovrebbe amare se stessa, giusto? Esattamente, esattamente. Questa è la cosa più bella che esiste al mondo. Chi ama se stessa può amare gli altri, ma chi non ama se stessa non ama nessuno. Vabbè, un'altra cosa, tu sei motorizzato, la macchina ce l'hai? Io ho la macchina, C'hai il motore? ho uno scooter 150, posso andare in autostrada, Perfetto. posso andare a tutte le parti Non ti manca nulla. e mi farebbe piacere se la mia donna, Le piacesse magari la moto? tempo d'estate, ce ne andremmo al mare Certo. con la moto, faccio delle passeggiate, Certo. e, insomma essere due anime in un cuore. Perfetto, sei romantico. Molto. Credi all'amore? Io credo molto nell'amore, anche se ho avuto tante Tante bastonate delusioni. nella vita e delusione, ma io credo nell'amore e credo che ci siano pure persone che siano come me, sinceri, innanzitutto voglio la sincerità, Sì. con le bugie non si va da nessuna parte, Completamente. perché le bugie hanno le gambe lunghe, Certo. di altezza può essere fino a 1,65 m. Le gambe corte si dice che... Va bene. Poi giustamente il tempo passa e ci crescono poi. Però sono nate con le gambe corte. Sì, io sbaglio a dire hanno le gambe Ti preoccupare. corte. Ma scusa, a me manca 35 anni, Riccardo. Qualcuno un cane. C'è anche da capire. State vedendo, amiche telespettatrici, Giuseppe è un simpaticone, è un uomo alla mano, un uomo buono che va cercando proprio la donna ideale per sistemarsi per tutta la vita. Per tutta la vita. Per tutte quelle di voi che partono dai 45, abbiamo 45, detto, fino ai 55 anni, che lo volessero contattare personalmente, non possono fare altro che chiamarlo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Quello lì è il numero personale di Giuseppe. Vi metterete in contatto con lui, stabilirete l'incontro, vi frequenterete un pochino e vediamo se può sbocciare la freccia di Cupido. Dico bene. Io lo spero veramente che sia qualcosa di positivo, perché fino adesso, vi dico la verità, ho chattato, ma è un contratto delle fregature, soltanto E fregature. la chat purtroppo, siccome ce ne sono molte ormai, internet lo usano moltissime persone da tutto il mondo, per cui non si può mai sapere chi si incontra, capito? È una sorpresa. E io mi sono rivolto a Strano Amore Siciliano
perché quando uno chatta so più le fregature che altre cose. Siccome io ho intenzione di formarmi una famiglia e non prendere nessuno in giro, Esatto. e allora mi sono rivolto a voi di Strano Amore Siciliano, perché penso che sia una trasmissione molto seria, Ti ringrazio. che siete delle persone veramente eccezionali, e vorrei, se c'è la possibilità, se ci piace a qualcuno, di incontrare una donna dei miei sogni, diciamo così, dei miei sogni. Io te lo auguro davvero con tutto il cuore, anche perché fino ad oggi, a molto tempo insomma, che noi facciamo la trasmissione, ci sono state coppie che grazie a noi hanno coronato il loro sogno d'amore e quindi sono arrivati finalmente al matrimonio, e questa è una cosa che per noi ci tocca moltissimo, ci fa contenti, e speriamo sempre nel prossimo futuro che le cose vadano sempre bene. Ma a me mi fa piacere che voi avete iniziato con questa trasmissione innanzitutto per dare la possibilità a noi uomini e donne che Fuori solitari di trovare insomma, di trovare la compagna. la compagna giusta. Anche perché la solitudine è brutta, chi soffre di solitudine Io so 3 anni che sono solo e vi dico la verità, è un pochettino dura, sì. ma non per il mangiare eccetera eccetera, perché anche io so pure cucinare bene, Certo. da uomo so cucinare bene. perfetto, già questa è una qualità. Ma a me più che altro è che tu sei solo, non c'è nessuno di parlare, non puoi fare uno scherzo, perché a me mi piace con la donna baciarla, stringermela, Farla felice. farla felice. Perfetto. Va bene. Oh yeah!